Ben trovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Di nuovo insieme anche questa settimana per parlare di calcio dilettantistico. Il campionato di Serie D e i due gironi del campionato di eccellenza saranno i nostri punti di riferimento della puntata odierna, che vede ospite questa settimana il vicepresidente AIAC di Catania, mister Luca Di Gregorio. Buongiorno Ettore, buongiorno ai tuoi telespettatori e grazie per l'invito. Allora Luca, da dove partiamo? Subito intanto dalla posizione AIAC, che continua ad essere un punto di riferimento importante di tutti gli allenatori siciliani, in modo particolare anche quelli catanesi. La scorsa settimana abbiamo avuto tra l'altro ospite il delegato nazionale AIAC Roberto Bellomo, ed è ben contento di dire che ormai il movimento degli allenatori siciliani è in grande crescita. Sì, con l'AIAC Catania, ormai con Lucio Tosto, che è il nostro presidente, e con tutto il consiglio direttivo, ormai da qualche anno, da quando ci siamo insediati, continuiamo a fare, devo dire, un ottimo lavoro, visto che i nostri associati, i nostri allenatori sono contenti, ecco, hanno manifestato gradimento rispetto a quello che abbiamo fatto. È venuta un'idea al presidente Tosto, a me, a tutto il consiglio, oltre le visite che facciamo alle scuole calcio, ai nostri colleghi anche di squadre maggiori, di eccellenza, di promozione, è venuta questa idea di organizzare ogni mese un incontro, uno scambio di idee con dei nostri colleghi. Abbiamo già fatto due incontri, uno con Settineri, il professore Russo, che è il preparatore della Mezzia Calcio, e proprio qualche giorno fa con Ezio Raciti, allenatore del Messina, e con una dottoressa mental coach, la dottoressa Pennisi, proprio mental coach, che lavora con una figura nuova nel mondo del calcio, importantissima, tra l'altro. Assolutamente. Il prossimo impegno, il prossimo, diciamo, evento mi lega un'amicizia particolare con l'allenatore degli allievi nazionali della Lazio, che è catanese, che è Massimo D'Urso, e parlando, ecco, in questi mesi è riuscito a sganciarsi per il 27 di marzo, lunedì 27 di marzo alle 17:30, la location poi la faremo sapere, certo. Ma dovrebbe essere sempre il campo hockey di Catania, il CUS ci ospita per questi eventi, e quindi ecco, un servizio importante secondo noi, soprattutto per gli allenatori più giovani, per ascoltare un allenatore che ha fatto molto settore giovanile, oggi alla Lazio però ha allenato la Primavera del Crotone, del Catanzaro, della Ternana. L'esperienza giusta per raccontare e parlare di calcio. E quindi continueremo poi a fine campionato, ci sarà sicuramente l'incontro, già lo posso anticipare, con l'allenatore del Catania, e quindi festeggeremo anche con loro la promozione, perché ad aprile già il Catania, secondo noi, è già promosso. Quindi, penso proprio di ecco, sì. Tutti questi eventi, scambi di idee, ecco, con i nostri colleghi. Quanto ci piace questo nuovo movimento AIAC così operativo, ci piace veramente tantissimo, complimenti. Sì, grazie alla stampa, a te, anche ai tuoi colleghi, sono stati sempre molto vicini e hanno fatto vedere tutte le cose che comunque stiamo organizzando. Noi siamo contenti perché i nostri colleghi sono soddisfatti di questo lavoro. Ecco, i nostri giri per le squadre, per le scuole calcio, i nostri colleghi di tutta la provincia e i nostri eventi. Questo credo che sia il servizio che dovrebbe dare un'associazione. Io dico sempre che il lavoro paga, no? Dico bene, Luca? E tu da ex calciatore sai benissimo che il lavoro fatto durante la settimana poi alla fine la domenica dà i suoi frutti. Come nel caso dell'AIAC, sì. Nei mesi e negli anni ultimi soprattutto, il lavoro fatto anche dietro le quinte ha portato anche a dei risultati fondamentali anche per la crescita. Assolutamente, questo si cresce così tutti, anche le altre province, e ci scambiamo idee, e quindi tutto il movimento siciliano, no? Anche il presidente Sorbello sì. È contento di questa cosa che ha fatto Catania, e anche le altre province si stanno
mettendo in moto. Ecco, poi in futuro ci sarà l'idea di fare anche un torneo di calcio, già facciamo delle amichevoli con i nostri colleghi di Palermo. Che poi tanto amichevoli non sono, però sì, è un modo, nel senso buono della parola, una giornata certo. per stare insieme, Certo. per coinvolgere tutti e ricordarci che qualcuno di noi ancora sa giocare a calcio e ha giocato a calcio a certi livelli, quindi c'è anche questa idea futura di coinvolgere anche tutte le altre province in un Insomma, torneo le idee non calcistico. mancano, le idee Assolutamente non mancano. no. Allora, parliamo di calcio giocato e lo facciamo subito partendo dal campionato di Serie D. Si è giocata l'8ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. FC Trapani, Città di Aciriale 1-1, Santa Maria Cilento batte San Cataldese 2-0, Ragusa Calcio FC Lamezia Terme 0-0, Castrovillari batte Real Aversa 1925 1-0, San Luca batte Canicattì 1-0, Locri 1909 batte Mariglianese 3-0, vittoria fuori casa per il Città di Sant'Agata 3-2 contro la Vibonese Calcio, Catania batte Paternò 2-0 ed infine Licata Calcio Cittanova 1-1. Ennesima vittoria del Catania che si avvia sempre più alla vittoria finale in questo girone I del campionato di Serie D. Guardiamo la classifica. Catania 66 punti, 49 punti Locri 1909, 48 Città di Sant'Agata, con 40 punti FC Lamezia Terme, 39 per FC Trapani e Licata Calcio, con 34 Vibonese Calcio e Santa Maria Cilento insieme alla San Cataldese, 33 punti il Canicattì, con 29 il Castrovillari, 28 punti per San Luca e Ragusa Calcio, 27 Città di Aciriale, 24 punti Real Aversa 1925, 23 Cittanova, con 21 punti il Paternò, 17 punti e chiude la classifica la Mariglianese. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 5 marzo, eccolo qua il tabellino degli incontri. Canicattì, Licata Calcio, Castrovillari, Locri 1909, Città di Aciriale, Ragusa Calcio, Città di Sant'Agata, Catania, Cittanova, Vibonese Calcio, FC Lamezia Terme, San Luca, Paternò, Mariglianese, Real Aversa 1925, Santa Maria Cilento ed infine San Cataldese, FC Trapani. Ed iniziamo subito con l'FC Trapani, pareggio in casa contro la Ciriale. Che ne pensi di questo ritorno soprattutto di Alfio Torrisi che insomma ha ripreso in mano la situazione, la squadra adesso sembrerebbe avviata anche nella griglia playoff? Sì, il Trapani comunque era partito con, non dico i favori del pronostico no, perché il Catania era comunque la super favorita, comunque era partito con delle velleità diciamo importanti. Credo che Torrisi è stato esonerato troppo frettolosamente. Tra l'altro da imbattuto. Sì, alla luce di quello che sta accadendo ora, ecco, tutti poi questi cambi magari non hanno fatto bene al Trapani, ecco, poteva rimanere tranquillamente Torrisi, continuare comunque a fare il suo lavoro ancora un po'. Invece secondo me è stato allontanato un po' frettolosamente, quindi poi il Trapani ha subito magari questi cambi, anche i direttori all'inizio credo ce n'erano 3 o 4, sono stati cambiati. C'è stato un po' di confusione dirigenziale. Diciamo un po' di confusione e questo poi la squadra ne risente e quindi ha pagato secondo me tutte queste vicissitudini qua. Vedremo cosa succederà adesso comunque in prospettiva griglia playoff. Per intanto guardiamoci gli highlights e proprio anche l'intervista ad Alfio Torrisi, allenatore del Trapani FC. Oggi è dura perché è una partita strana, è un Trapani voglioso, un Trapani fluido, un Trapani che giocava bene, eravamo sempre padroni del campo, sulla palla eravamo sempre con uomini più della Cireale, tutte le seconde palle erano nostre. Onestamente il gol ci ha un po' spiazzato, siamo entrati poi in 5 minuti di confusione, però il secondo tempo ci sono rimessi i ragazzi con serenità a cercare le loro trame, a cercare i nostri principi, per cercare di scardinare una Cireale che si è difeso con ordine. Ci eravamo riusciti in più occasioni, il pareggio potevamo farlo prima,
Rigore di Mascari, nettissimo il primo, che non ha fischiato, magari poteva cambiare qualcosa all'inizio della gara. Abbiamo sbagliato il rigore, il loro portiere è stato strepitoso in 4-5 interventi, salvataggi sulla linea. Ma la cosa più bella è che nonostante dopo l'errore del dischetto, questa squadra si è ricapultata in avanti per cercare di raddrizzare la partita. Oggi questo pareggio, per come è venuto, vale tanto. Questo è quello che ci deve far sperare per il proseguo, visto una grande squadra, con un grande atteggiamento, una squadra che crede, che ha autostima, che ha voglia, che non vuole perdere mai, e per l'ennesima volta, come è capitato con il Sant'Agata in casa, l'abbiamo riacciuffata all'ultimo istante, all'ultimo secondo, con l'ultimo sforzo che hanno fatto. E quindi questa è la cosa più importante che ci fa ben sperare, una squadra che non molla mai, una squadra che non si demoralizza, una squadra che ha autostima e pian piano consapevolezza della propria forza. E quindi complimenti ai ragazzi, perché anche oggi sono stati encomiabili, e un complimento allo stadio, al pubblico. Oggi veramente ci ha sostenuto e secondo me quella palla poi è entrata alla fine anche grazie alla loro spinta. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Torna a casa con una sconfitta la San Cataldese di Infantino 2-0 contro il Santa Maria Cilento. Rimane comunque un momento positivo per la squadra di San Cataldo. Che ne pensi di questo attuale momento, soprattutto appunto della San Cataldese? La sconfitta magari ci può stare, non ho visto la gara, quindi non so come è andata. Però i risultati alla fine, i punti parlano chiaro. Da quando Pietro Infantino ha preso la squadra in mano, credo che era penultima o terzultima. Sì. La Grande squadra, ascesa poi. Sì, ha fatto un bel filotto di risultati. Salvezza assicurata ormai? ormai? Ma sì, per una delle siciliane che secondo me è quella più favorita. Ecco, stanno peggio, credo, altre come Ragusa, Cireale e Paternò in questo momento. La classifica dice questo. La San Cataldese domenica ha il Trapani, se vince si porta proprio anche a ridosso nella zona addirittura playoff. Sarà una bella partita, Assolutamente sì. Comunque da quando c'è Infantino ha fatto un bel salto di qualità, sia a livello forse di gioco e di punti in classifica. Effettivamente la sconfitta ci può anche stare contro il Santa Maria Cilento. E invece è finita 0-0 la partita tra Ragusa ed FC Lamezia Terme. Sì, un altro risultato positivo del mister Settineri da quando è in panchina. Poteva anche vincere, credo che il Ragusa ha sbagliato pure un rigore, ma alla fine queste partite con una grossa squadra come il Lamezia si rischia anche di perderle, ecco, in questo caso, quindi un punto che può fare comodo in questo momento a Ragusa, che comunque è sempre in quella zona critica della classifica. Ma il Lamezia, secondo te, insomma, ha quasi fallito a questo punto il suo obiettivo? Perché all'inizio anche il Lamezia sembrava orientato ad essere la vera e propria antagonista del Catania. Sì, Lamezia forse era all'inizio, Lamezia e Trapani erano quelle più... E poi volendo anche la Vibonese. Sì, però se tu metti che il Catania fa un campionato, se togli il Catania, ecco, è un campionato livellato, un campionato che si stanno giocando Locri, Vibonese, lo stesso Sant'Agata che secondo me è la sorpresa siciliana di questo campionato. Quindi
essendo il Catania troppo più avanti, troppo più forte in tutte le sue componenti, credo che poi diciamo, le motivazioni vengono meno un po' per tutti, quindi alla fine poi l'Ocri, la Lamezia, la Vibonese alla fine diciamo, non dico che hanno mollato, però guardano il campionato anche economicamente, lo guardano in maniera diversa. E mi sembra anche giusto. E voglio parlare anche delle motivazioni che hanno portato il Canicattì a tirarsi fuori addirittura dalle secche della zona play-out, anche se adesso domenica insomma, è andata male, hanno perso contro il San Luca, infatti stiamo già guardando le immagini di questa sconfitta che comunque non pregiudica quello che sino adesso è stato un campionato positivo per Pidatella. Sì, da quando comunque Orazio ha preso la squadra ha fatto un bel salto in avanti a livello di punti, anche se devo dire che Lillo Bonfatto aveva fatto, diciamo, stava facendo un ottimo lavoro con quello che era, diciamo, le idee della società e gli obiettivi della società. È arrivata qualche sconfitta alla fine e quindi al solito le società vogliono magari tutto e subito, e a pagare e poi sempre l'allenatore. Sempre l'allenatore, È ecco, vero. quindi il Canicattì ha questo obiettivo, credo che lo centrerà, penso tranquillamente. Orazio sta facendo, Pidatella, parlo degli ottimi risultati, anche se magari questa sconfitta magari non ci voleva, però credo che non pregiudica il percorso del Canicattì. Tra l'altro un percorso che sappiamo tutti è stato tortuoso già dalla prima giornata, dato che Canicattì non dispone di un campo per giocare, e questa secondo me è una situazione ad handicap per Certo. una società che vuole comunque crescere. Per una società importante in Serie D non è facile comunque a livello logistico, no? Girare. Ne sa qualcosa il Città di Aciriale, per assolutamente, anche la Ciriale che gira mezza Sicilia per trovare il campo. Ecco, questo non è facile giocare, ecco, in questo modo, magari senza pubblico, senza tifosi, quindi alla fine qualche cosa si paga, però credo che poi alla fine i valori, ecco, la classifica rispecchiano appunto il lavoro che si è fatto d'estate per preparare le squadre. Si è fatto un lavoro straordinario chiaramente a Catania, e parliamo di Catania Paternò, che domenica insomma ha ancora una volta coronato un progetto ormai forte del Catania, un gruppo dirigenziale che già sa quello che vuole in questa stagione, ma credo che sappia già anche quello che vorrà la prossima, o sbaglio Luca? Ma sì, ma il Catania, io dico sempre, il Catania ha vinto il campionato a luglio, ad agosto, no? Con quel modo di organizzare, con quel modo, ha vinto, io dico, come organizzazione, sì, certo, poi si va in campo, poi l'ha dimostrato anche in campo, il campionato già secondo me, il girone di andata è vinto, ora manca qualche settimana per la matematica, è stato vinto così per organizzazione, ognuno al suo posto, con uno staff dirigenziale veramente importante. In questa maniera si lavora bene? Assolutamente, per un calciatore, per un allenatore, ecco, queste sono le cose fondamentali. Un settore giovanile preso da zero dal mio amico Orazio Russo, e comunque in pochi mesi sta facendo vedere, crescere un sacco di ragazzi interessanti. Ecco, già si vince a luglio, mentre vedo altre realtà che non riescono, continui cambi dirigenziali, continui cambi di allenatori, direttori. C'è un ragazzo che va a giocare in una squadra e non trova un progetto importante, magari rischia dopo un mese, dopo 2 mesi che si dissolve tutto. Per me quello vuol dire che non hai le idee chiare, vuol dire che il calcio è un'altra cosa, secondo me. La cosa principale a cui tengo molto io, secondo me si parte da un settore giovanile importante. Ecco, io sono dell'idea, soprattutto in queste categorie, nei dilettanti, in D, in eccellenza, devi costruire prima un settore giovanile importante, con degli istruttori importanti che devono essere anche remunerati bene. Cioè,
Ecco, secondo me si parte così per far vivere queste società. E soprattutto credo che proprio si costruisce già da adesso un progetto per la prossima stagione per quanto riguarda il settore giovanile, perché si andranno ad incontrare realtà certamente diverse rispetto a quelle che sono attualmente nel campionato provinciale che il Catania giustamente affronta in questa stagione. Sicuramente sta lavorando già da mesi, Orazio lavora da mesi per il prossimo futuro, che significa campionati nazionali, allievi, giovanissimi, Certo. la primavera, il Catania dovrà fare una primavera, quindi a livello nazionale. Partendo tra l'altro dalla base, no? Primavera 4. 4, assolutamente, ma Orazio e tutto il suo staff, la società stanno lavorando da mesi, non si improvvisa nulla, quindi questo è il lavoro secondo me importante. Spesso ho parlato con Orazio pure di valorizzare anche il prodotto catanese, siciliano. Se ci sono ragazzi siciliani, catanesi validi, lanciarli sarebbe ideale. Perché non sfruttare questo potenziale che uno ha qui da noi, invece di magari prendere ragazzi di fuori che hanno magari un costo diverso a pari, diciamo, livello tecnico, no? Sì. Si vanno a trovare in Sicilia tantissimi talenti. E ce ne sono. Ce ne sono, basta andarli a cercare, a scovare, e quindi un lavoro questo di è un lavoro scouting secondo me sì, importante, sono delle idee importanti. È vero, è vero. Parliamo di calcio giocato, parliamo di questa partita che si è disputata domenica, un Catania che ha giochicchiato nel primo tempo e poi nel secondo tempo è venuta fuori alla distanza contro un Paternò che effettivamente, insomma, soprattutto nei primi 45 minuti ha ingabbiato un po' anche il centrocampo del Catania, creando qualche pericolo, perché insomma la traversa piange ancora, buon per il Catania che comunque poi nel secondo tempo ha dettato legge e con l'entrata di Palermo è riuscita tra l'altro a chiudere la partita in maniera anche abbastanza netta. Sì, ho visto la gara, effettivamente il primo tempo il Catania era un po' sottotono, forse anche per i meriti del Paternò che forse aveva o ha delle motivazioni diverse. Il Catania veniva da una grande vittoria, da un campionato quasi chiuso e quindi il primo tempo era un po' sottotono. Il Paternò è uscito bene, ha preso una traversa, forse il primo tempo la squadra che doveva segnare era proprio il Paternò e quindi può capitare a livello psicologico, ci può stare che una squadra che ha dato tutto, sta dando tutto e si avvia a vincere il campionato, ci può stare, ecco, un po' di calo, può essere anche fisiologico. Il secondo tempo invece poi con i cambi, e il Catania ha una panchina che potrebbe giocare assolutamente sì, titolare a due squadre praticamente. In tutte le altre squadre, infatti con i cambi poi è uscito bene il Catania, è calato un po' il Paternò e poi il Catania ha vinto la partita. Voglio parlare un po' del pubblico, perché comunque questa affluenza record al Massimino ci fa pensare che veramente anche insomma, il tifoso è pienamente convinto del grande progetto straordinario di Pelligra. Ma assolutamente sì, il tifoso catanese è così passionale, così legato, no? Affettivamente a questa squadra, in qualsiasi categoria. Io mi ricordo, tu hai avuto l'esperienza quando era in eccellenza. In eccellenza col presidente Massimino, io ero un ragazzino di 17 anni, 18 anni, entrai allo stadio e mi ricordo quel Catania Paternò appunto con 10.000 spettatori, quindi cambia tutto. E poi in trasferta eravamo sempre in casa, perché in trasferta era sempre rosso-azzurro, in qualsiasi stadio andavamo, quindi il tifoso si lega, ma si lega soprattutto a questa società che ha fatto bene, ha lavorato bene e quindi con gli abbonati la città ha voluto, diciamo, anche ringraziare questa società. E siamo soltanto all'inizio, pensiamo un po' a quello che succederà appena la squadra raggiungerà la Lega Pro e chissà che progetto ci sarà proprio anche in prospettiva Serie B. Per intanto ci guardiamo gli highlights e soprattutto anche le interviste post partita.
Per quanto riguarda il primo tempo, noi ci aspettavamo il Paternò, ce l'aspettavamo in un 4-3-3, invece lo siamo messi in un 3-5-2, come hanno chiuso più nelle parti centrali. Questa è la cosa che forse ci hanno messo un po' in difficoltà, però torno a ripetere, il primo tempo ho visto poi della partita, ma sicuramente abbiamo avuto 4-5 palle gol importanti con Chiarella, che abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, una palla con De Luca, poi negli ultimi metri se si sbaglia la soluzione facciamo un primo tempo che abbiamo fatto andando solo 0-0, nonostante che abbiamo incontrato un buon Paternò, però il secondo tempo siamo entrati, al di là dei cambi che sono entrati, hanno messo un ritmo diverso, una forza diversa. Per fare queste prestazioni, questa concentrazione, questa voglia, sono sempre ragazzi che dal martedì alla domenica si preparano per vincere le partite, come hanno fatto e come hanno dimostrato il proprio valore. Ancora una volta faccio complimenti al gruppo, alla squadra, perché dopo la prestazione di domenica una partita così quasi me l'aspettavo nella testa. Infatti da ieri e pure oggi stamattina in albergo avevo qualche sensazione che volevo un po' aumentare nella testa dei calciatori, però lo so, vediamo la classifica di 2 squadre e poi nella testa ci pensiamo che è più facile di quelle, però le cose diventano facili al 90esimo, come poi abbiamo fatto il secondo tempo contro un buon Paternò. È una squadra che è ancora viva al di là della classifica. L'allenatore e lo staff sono sempre quelli là che vengono messi in discussione su qualsiasi cosa, sul modulo, sulla tattica, sulla scelta, no? Mi ricordo che poco tempo fa, per tanto tempo, parlavamo sempre di De Luca, che non era un esterno, poi nell'ultimo periodo De Luca ha fatto 4-5 gol, non abbiamo cambiato il ruolo, sempre De Luca nella stessa posizione in campo, per questo a volte siamo troppo, capito, giudicati dalla prestazione o dalle vittorie, invece bisognerebbe guardare un lavoro a 360 gradi come staff, è la cosa migliore, perché poi il vero lavoro si fa dal martedì al sabato, la domenica veniamo e ci pensiamo che è tutto facile vedere una partita e cambiare una partita, ma non è così con Catania, e devo ringraziare il gruppo di giocatori fantastici che abbiamo ancora una volta in questa rosa, al direttore Lanieri e a tutta la società, Grella e il presidente. Ma essendo catanese, per me già giocare nel Catania è un sogno, poi se faccio gol per me è un'emozione che, credimi, a parole non si può spiegare. Non so che per il mister non è facile fare delle scelte, essendo quasi tutti dei giocatori fortissimi, però noi le rispettiamo, in settimana ci alleniamo sempre forti per farci trovare pronti. No, se devo essere sincero, non ci penso ad essere capocannoniere oppure fare più gol di un attaccante. Mancano 9 partite, spero di continuare così e di dare sempre il massimo. 10 minuti di sbandamento, ma ci può stare. Ma penso che poi piano piano siamo riusciti poi a trovare un assetto e l'abbiamo messi anche in grossa difficoltà in qualche azione. Poi nel secondo tempo poi siamo riusciti a risolverla. Io penso che in una squadra il gruppo è una cosa fondamentale, che se c'è il gruppo c'è coesione e sicuramente può dare meglio in campo. Diciamo in questa squadra ho trovato, posso dire, un grande gruppo, direi i grandi ci danno una grossa mano, cercano di correggerci in qualche errore, ti posso dire che è difficile trovarli. Quindi ti ripeto, per me il gruppo è fondamentale. Complimenti alla squadra di Ferraro, vedremo quando arriverà questa data per la certezza matematica per raggiungere questa tanto agognata Lega Pro. Un plauso va comunque all'Ocri che dopo la grande sconfitta di 7 giorni fa proprio ad opera del Catania va a giocarsi una partita secondo me anche importante contro la Mariglianese e vince 3-0. Queste sono le immagini proprio della vittoria della squadra calabrese, che è stata comunque una grande rivelazione insieme alla città di Sant'Agata. Sì, hanno fatto un campionato, lasciamo perdere il Catania che era un campionato a sé, hanno fatto un campionato comunque positivo, anche la Vibonese, la Mezza, ecco, le 3 calabresi, e aggiungerei le siciliane, Licata e Sant'Agata hanno fatto comunque un ottimo campionato. Sono tutte lì in zona playoff per quello che vale, per quello il che playoff vale, dell'AD comunque è sempre un risultato comunque di prestigio, si certo. faranno i playoff.
poi c'è una griglia di ecco, in questo caso, però le tre calabresi e le due siciliane, Licata e Sant'Agata, hanno fatto... Ci metterei dentro anche il Trapani, e il però, Trapani, se sì, sei d'accordo. ancora, appunto, mancano tante Sì. giornate, queste 6 squadre sono quelle che magari si giocheranno i playoff comunque fino alla fine. Comunque hanno fatto un campionato positivo. Assolutamente. Mi ha dato il gancio proprio del Licata, e con la squadra di Romano chiudiamo il quadro della Serie D Gironei. Un Licata che pareggia 1-1 contro il Cittanova. Però di questo Licata mi piace la grinta, la determinazione che Pippo Romano è riuscito a dare ad una squadra che è stata quasi rifondata rispetto alla scorsa stagione. Sì, no, il mister Romano ha fatto un ottimo lavoro con tanti giovani interessanti, è riuscito a portare questa squadra in zone della classifica importanti, con un mix di giocatori giovani ed esperti, e il Licata continua comunque a rimanere in una categoria importante, a valorizzare tantissimi giocatori giovani. Bene, a questo punto ci fermiamo perché abbiamo concluso il tabellino riguardante il campionato di Serie D, breve spazio pubblicitario e tra poco rientreremo in studio per parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito il mercoledì alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre. Ospite di questa nostra puntata il vicepresidente della delegazione catanese dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Luca Di Gregorio. Parliamo dei due gironi di eccellenza, una battuta veloce soprattutto su questo girone A che secondo me sta regalando tantissime emozioni, perché questo duello Enna e Agrigento ci piace. Sì, le due squadre alla distanza sono uscite, le due squadre più forti, le due società più organizzate, due centri importanti, due città importanti, quindi era naturale, no, che fosse Tutte le così. altre secondo me soffrono. Le altre sì, devo dire di sì, fanno dei campionati poi normali, ecco, Enna e Agragas sono due potenze, no, a livello È vero, dilettantistico, anche mediatico. e quindi è naturale che poi staccano tutti e quindi diventano poi, si stacca in due tronconi il campionato, diventano ecco due campionati a sé e quindi poi uno guarda più la parte della salvezza. È vero. E questo duello che Enna e Agragas uscirà la vincente del campionato. Probabilmente dallo scontro diretto, non è escluso. Sì, sicuramente lo scontro diretto sarà importante, però ancora ci sono altre partite. Però la vincente del campionato uscirà da questo duello sicuramente. Bene, allora a questo punto partiamo con i risultati e la classifica del girone A. Si è giocata l'8ª giornata di ritorno, eccolo qua il tabellino dei risultati. Castellammare batte Casteldaccia 3-0, Cus Palermo Mazzara Calcio 1-1, Unitas Sciacca batte Parmonval 4-3, Don Carlo Misilmeri batte Resultana San Lorenzo 5-0, Enna Calcio Leonfortese 0-0, Nuova Città di Gela Nis FC 1-0, a Favara Agragas 2018 batte Pro Favara 1-0 ed infine Mazzarese.2 batte Oratorio San Ciro 2-1. Un risultato che non ti aspetti, il pareggio dell'Enna in casa contro la Leonfortese e soprattutto la contemporanea vittoria della squadra di Nicola Terranova 1-0 contro il Pro Favara. Tutto questo determina una classifica certamente ancora più ingarbugliata, con le due squadre in vetta. Eccola qui, Enna Calcio ed Agragas 2018 al primo posto con 55 punti, 48 per il Pro Favara, con 44 Don Carlo Misilmeri, 41 Mazzarese.2. 39 punti Mazzara Calcio, 38 Unitas Sciacca, con 28 punti il Casteldaccia e la Nis FC, con 25 Leonfortese e Oratorio San Ciro e San Giorgio, 21 punti per il Castellammare, 19 Nuova Città di Gela, 17 Resultana San Lorenzo, con 16 punti il Cus Palermo, chiude la classifica la Parmonval con 8 punti. Complimenti alla squadra di Sebi Catania, è riuscita ad ingarbugliare la potenza dell'Enna Calcio. È tutto aperto però, abbiamo detto, no? Questo pareggio ci può anche stare, la Leonfortese aveva bisogno di punti, si è un po' barricata dietro, miracoli del portiere, però è anche vero che fare punti in questo momento in casa dell'Enna è molto difficile. Un plauso dunque alla squadra di Sebi Catania, un'Enna che ha rimandato a questo punto alle prossime partite, puntando molto giustamente sullo scontro diretto. Sì, questo era un derby sentito, no? Fra due squadre in ogni caso in posizioni di classifica molto diverse, con motivazioni diverse, avevano bisogno tutte e due di punti. L'Enna naturalmente essendo in casa, essendo superiore, no? Anche a livello tecnico, credo che ha sbagliato un rigore, ha preso due legni, quindi parato dal portiere, è stato un po' sfortunato, quindi alla fine però la Leonfortese ha fatto la sua onesta partita, ha strappato un punto che per la sua classifica è importante. Punto pesantissimo giustamente perché si è giocato ad Enna. Ma guardiamo a questo punto proprio gli highlights dell'incontro.
Si intravede il traguardo della fine del campionato di eccellenza, 23esima giornata, è tutto aperto nel girone A dove Enna ed Akragas si affrontano a distanza. La formazione di mister Pippo Strano ospita la Leonfortese dopo la vittoria per 2-0 contro il Resultana, formazione ospite che invece nell'ultima gara ha pareggiato 0-0 contro il CUS Palermo. Arbitra la partita il signor Giovanni Marco Arena della sezione di Palermo, assistenti Giuseppe Corona di Marsala e Marco Garofalo di Palermo. Le due formazioni fanno il loro ingresso in campo, Vestera maglia bianca, inserti neri la formazione padrone di casa dell'Enna, maglia verde, inserti bianchi per quanto riguarda la Leonfortese. Il derby inizia con l'Enna subito in avanti all'8º, sventagliata a destra su Caronia che stoppa elegantemente, mette su Agudiak, tentativo dell'argentino che però si fa intercettare il pallone dalla difesa, il portiere Callejo sicuro, Arcidiacono per Scaletta a sinistra, il cross dentro, Cocimano ancora, parata facile per il portiere della Leonfortese. Minuto 17, si vedono anche gli ospiti con la conclusione dalla distanza di Piuca che impegna il portiere Caruso alla respinta. Minuto 24, ancora Caronia tra i più attivi a destra, mette il cross dentro, Agudiak a botta sicura dall'illusione del gol, pallone alto. Al minuto 44 si fa male Biccio Arcidiacono, finisce la sua partita, inizia quella di Prestia. Di lì a poco il direttore di gara fischia 2 volte mandando le formazioni negli spogliatoi. Ancora Enna 0, Leonfortese 0, meglio i gialloverdi solo ai punti, di reti ancora non se ne parla. Ci proiettiamo allora con le immagini di Enzo Fallica al film della seconda parte di gara. Il secondo tempo si apre con Cocimano che sventaglia su Agudiak, sono passati 4 minuti, l'argentino colpisce il palo, Enna vicinissima al gol, l'azione prosegue, ancora Cocimano, ancora Agudiak, colpo di testa tra le braccia di Callejo. Minuto 50, Cocimano prende il pallone a destra, scambia con Agudiak, entra in area di rigore, viene toccato alle spalle, calcio di rigore e lì vicino il direttore di gara non ha dubbi, cartellino giallo per il difensore della Leonfortese. Caronia dagli 11 metri si fa ipnotizzare da uno strepitoso Callejo che tiene a galla la Leonfortese, esce proprio Caronia dentro Carioto al 58esimo, passano 9 minuti e tocca ad Angelo Strano al posto di Federico, 75esimo, angolo per Zappalà, pallone fuori dallo specchio di porta, 76esimo, entra Bonanno, esce Campagna, 86esimo, Bonanno lotta sul pallone, serve Prestia, si chiude il triangolo, Bonanno sull'uscita di Callejo che chiude la strada al minuto 94, espulsione in casa Leonfortese, Salvatore Puleo interviene così su Ivan Agudiak, secondo giallo per il difensore e conseguente allontanamento dal campo. Leonfortese che gioca i minuti di recupero in 10 uomini, Lenna che sfiora il gol in 2 occasioni, prima batti ribatti sulla punizione in area di rigore di Prestia, allontana la difesa ospite, poi al 96esimo calcio d'angolo di Prestia, colpo di testa di Agudiak che finisce fuori nella disperazione del generale Gaeta, oggi vestito a festa, ma non è bastato perché l'Enna pareggia 0-0 contro la Leonfortese, l'Akragas vince 1-0 sul campo del Pro Favara. Il campionato è sempre più aperto, entrambe prime a 55 punti. È stata invece una grande partita quella che si è giocata a Favara, grandissimo pubblico, un Pro Favara che soccombe in casa nei confronti di un Akragas che certamente doveva per forza vincere per stare al passo contro l'Enna. Che cosa succederà adesso nelle prossime partite? Sembra ormai passato il momento negativo dell'Akragas, dopo tra l'altro la vecchia ormai batosta in Coppa contro la Nuova Igea. Ma no, succederà che ora bisogna vincerle tutte, tutte e 2 squadre devono stare attente e a non fare più passi falsi, e lo scontro diretto credo che sia, se non sbaglio, ad Agrigento, se non sbaglio, lì sarà importante, lì sarà una finale, ecco. Nel frattempo però non devi perdere terreno con le altre squadre, si rischia appunto di perdere punti con le squadre anche piccole, no? E quindi lo scontro diretto sarà importante. Guardiamoci gli highlights: vittoria fuori casa per l'Akragas 2018 contro un Pro Favara certamente molto interessante. Sì, abbiamo raggiunto un obiettivo momentaneo che era quello di raggiungere la testa della classifica, però sappiamo che il campionato non finisce oggi, sappiamo che ci sono altre 7 partite che per noi saranno delle finali, perché gli avversari sono
tutti agguerriti come lo è stato oggi il Favara. A proposito faccio i complimenti al giocatore del Favara, all'allenatore, al pubblico che ho visto veramente in massa allo stadio. Onestamente credo che in eccellenza queste cose non si vedano ogni domenica e facilmente, quindi credo che l'Agrades abbia meritato la vittoria di oggi senza rubare nulla. È chiaro che a decidere la gara è stato un episodio, come avevo detto in conferenza stampa. Ma credo che oggi abbiamo disputato una grande partita sotto tanti punti di vista, non abbiamo sofferto credo per nulla l'Agragas, che sappiamo è una corazzata, ma l'ho detto già in tante altre occasioni, questa squadra è cresciuta domenica dopo domenica ed è in grado di giocarsi le partite un po' con tutti. Abbiamo fatto la partita da Favara, quella che facciamo sempre, gestiamo la palla, cerchiamo di sviluppare il gioco, costruire occasioni, anche se oggi le occasioni sono state poche rispetto alle altre partite, ma c'è da dire che ci sono anche gli avversari. E poi alla fine questo episodio ci ha un po' condannato e questo è il grande rammarico, perché non meritavamo di perdere. I ragazzi credo che oggi hanno dato tutto come fanno sempre e dispiace a prescindere per la sconfitta, per la classifica, anche perché da tanto credo che allo stadio non si vedeva tanta gente, volevamo regalare una vittoria, non ci siamo riusciti, però credo che questi ragazzi si meritano veramente un plauso per tutto quello che hanno fatto oggi. Il tema tattico era chiaro da parte loro, con questi cambi di gioco per la piana e con degli inserimenti delle rotazioni sulle fasce. Alcune volte siamo stati bravi ad assorbire queste giocate, altre volte un po' meno, però c'è pure la bravura degli avversari. Sugli episodi dell'arbitro non parlo mai, però penso che lì il mio portiere abbia anticipato nettamente l'attaccante. Noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, da martedì ricominciamo, ci prepariamo per la prossima partita. Abbiamo sempre detto che pensiamo partita dopo partita. Anche oggi si pensava che l'Enna vincesse con la Leonforte, quindi il calcio è questo, può succedere qualsiasi cosa da qui alla fine del campionato. Noi con grande rammarico ricominciamo perché questo è un gruppo forte, l'ho sempre detto, e hanno tanta voglia di ripartire. Abbiamo fatto un po' tutto quello che avevamo provato durante la settimana, abbiamo sofferto il giusto, abbiamo sofferto le giocate costanti del Favara, che sono quelle che l'hanno portato prima di oggi a essere a 4 punti da noi. L'obiettivo nostro, io 12 anni fa quando sono stato eletto presidente, il mio obiettivo era questo, di portare il più pubblico possibile e di passare qualche domenica insieme con i ragazzi, le donne e tutto, quindi per noi già questa è stata una vittoria. Peccato che abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi non abbiamo niente da dirci, quindi andiamo avanti, come ha detto il mister, cerchiamo da martedì di nuovo rimboccarci le maniche e andiamo avanti. È un campionato difficile, forse qualcuno si era convinto che questo campionato fosse vinto facilmente dall'Agrades, però sin dalle prime battute, dalle prime interviste ho detto che era un campionato che si sarebbe concluso al rush finale e così sarà. Bene, voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B. Anche qui si è giocata l'8ª giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Real Siracusa Belvedere batte Città di Comiso 1-0, Santa Croce batte Rocca Acquedolcese 3-0, Città di Acecatena Virtus Ispica 2020 0-0, SC Palazzolo batte Ionica FC 1-0, Siracusa Calcio batte Mazzarone Calcio 4-1, Modica Calcio Milazzo 1-1, Nebros che perde in casa contro la Leonzio 1909 2-1 ed infine Nuovi Gea Virtus Città di Taormina 0-0. Con il contemporaneo pareggio della Nuova Igea Virtus contro il Città di Taormina, finalmente la squadra di Gaspare Cacciola raggiunge la prima posizione. Guardiamo la classifica dove appunto troviamo in vetta appaiate Nuova Igea Virtus e Siracusa Calcio con 49 punti. Segue a 46 il Città di Taormina.
con 41 Leonzio 1909, 38 il Modica Calcio, con 34 Rocca Acquedolcese Nebros, 33 per il Real Siracusa Belvedere, 31 Ionica FC, con 28 Mazzarone Calcio, 27 punti il Santa Croce, con 26 il Città di Comiso, 25 punti per il Milazzo, con 19 SC Palazzolo, 15 punti per il Città di Acicatena, 13 punti Virtus Ispica 2020. Scontro al vertice dunque tra Nuova Igea Virtus e Città di Taormina, prima in classifica e soprattutto terza in classifica, un terzo incomodo molto difficile da battere, una Città di Taormina di Coppa che ha dimostrato per tutta l'intera durata del girone di andata e anche per buona parte del girone di ritorno che insomma anche lei aspira al salto di categoria. Che ne pensi? Sì, a questo punto sì, rispetto al girone A qua ci sono più squadre. 3/4 direi. Sì, 3 a questo punto 3, anche se metto anche la Leonzio che comunque sta facendo anche un ottimo campionato. Queste 3, anche se per me alla fine saranno sempre le due, no? Che si giocheranno il campionato. Il Taormina ha fatto un ottimo campionato, ha fatto anche un mercato importante, quindi sono queste 3 le squadre che alla fine stanno uscendo. Questo pareggio naturalmente ha agevolato il Siracusa. Certo, ne ha approfittato subito. Il Siracusa. Quindi in questo momento le due favorite sono appunto Siracusa e Igea. Il Siracusa è un po' partito ad handicap in questa stagione, c'è stato il cambio da Mascara, poi insomma si è passati a Gaspare Cacciola che in fatto di esperienza sicuramente insomma ha dato un'ulteriore forza e determinazione a tutto l'ambiente, no? L'arrivo anche di Salvo Castorina. Io credo che ci sono tutte le credenziali per insomma riuscire a superare quasi sul filo di lana anche un progetto importante della Nuova Igea Virtus. Sì, c'è stato il cambio, ma c'è stato anche un mercato diciamo importante, sono pesantissimo arrivati direi. dei giocatori importanti che non aveva Mascara. In ogni caso in questo momento il Siracusa è quello più avvantaggiato psicologicamente, no? Perché ha fatto una gran rimonta ed è arrivato ora in testa, quindi è la squadra in questo momento con la testa forse che sta meglio rispetto alle altre. È vero. E quindi secondo me ecco, ha questo piccolissimo vantaggio. Ecco. E quindi anche lì, come nel girone A, ci sono due blasoni, in questo caso Igea e Siracusa, due squadre importanti. Il Siracusa ecco, che manca dai professionisti da tanto tempo, dall'AD, ecco, e quindi anche lì qualcuna vincerà, un'altra rimarrà delusa. È vero. Allora che dire, speriamo bene, vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, attendendo lo scontro diretto. Un in bocca al lupo sia alle squadre che cercheranno di entrare nella griglia playoff e anche a quelli che cercheranno di evitare invece la brutta griglia playout. Abbiamo chiuso con il girone B, pertanto adesso arriva la solita cartolina di Giampaolo Montineri. Ciao Ettore, ciao Penalty, un saluto dal Monti, ancora un po' nasale la voce, ma sono tornato dopo 20 giorni abbondanti tra chilometri calabresi e carnevaleschi, rieccoci. È passato l'ultimo weekend di febbraio e i 2 giorni di eccellenza non ci stanno dando la possibilità di respirare, perché è questa. Una delle cose che ho visto con grande piacere è il pubblico delle piazze dilettantistiche che rivivono con grande passione le loro squadre. Dobbiamo cambiare qualcosa, questi divieti di trasferte spesso, ma è un cambio culturale. Una cosa che a me è piaciuta, l'ho vissuto anche in promozione a Vittoria, 3.000 persone per una partita di promozione. Solo un attimo si è tifato contro una squadra che non era in campo. Per il resto è stato tutto incitamento per la propria squadra. Ecco, deve essere così, deve essere questo, non lo sberleffo, la parte estrema, assolutamente.
perché poi viene a mancare qualcosa. Io sono sempre per lo spettacolo di massa. La massa è quella di muscolatura e mentale che stanno dando le 4 squadre che stanno guidando i 2 gironi di eccellenza. Questi qui sono un po' come Hulk, ok? Sono un po' come Matrix diventati, perché ogni settimana si trasformano mentalmente, stanno dando energie a tutto e stanno consumando energie. 4 squadre a pari punti, 2 girone A, 2 girone B, che forse nemmeno lo scontro diretto permetterà di avere la regina o il re del campionato, quindi non so cosa accadrà, però realmente i derby li hanno superati ambedue, uno ha vinto, l'altro ha pareggiato, perché derby sono derby a prescindere sempre comunque, non ci sono squadre amiche che si mettono da parte, le ultime 5 partite realmente saranno spettacolari, ma queste squadre devono vivere lo scontro diretto. E c'è una cosa nel girone B, la terza, che non c'è nel girone A, il Taormina. Taormina è fastidioso come quando ti prude il naso o quando ti piange l'occhio che c'è la congiuntivite, non ti fa vedere bene e ti dà un fastidio pazzesco. Ecco, il Taormina nel girone B è questo, e le 2 squadre, Siracusa e Igea, non devono sottovalutarlo, perché spesso succede tra i 2 litiganti persone. Cacchiolina e il Palazzolo, ecco, Cacchiolina e il Palazzolo, 3 vittorie consecutive, è uscito dalle ultime posizioni, sta lottando per una miglior posizione play-out. Occhio, perché ha nel mirino il Milazzo e nell'andirivieni delle partite fra 2 settimane c'è Palazzolo-Milazzo contro il Palazzolo. Questo è un altro scontro diretto, come se quello al vertice, perché in questo momento Milazzo e Palazzolo sono le 2 squadre che fanno l'unico play-out del girone B e si dovrebbe giocare come la classifica a Milazzo. Play-off, salutiamolo così il Modica, e che possa rivivere una stagione più attenta, quella futura. Su questo mi permetto di dirlo così. Grande investimento, grande energia, però poi è bastato un po' di umidità ed è andato via tutto. Un saluto dal Monti. Siamo alla rush finale della nostra puntata. Luca, allora abbiamo detto il Catania che vola verso la Lega Pro parlando di Serie D, abbiamo detto che lo scontro diretto Acragas ed Enna sarà veramente un terno all'otto. Nel girone B ci sarà questa lotta importante con il terzo incomodo Città di Taormina. Insomma, quest'anno i campionati sono stati molto intensi, escludendo chiaramente quello del Catania che ha veramente fatto un campionato a parte, ma i 2 gironi del campionato di eccellenza ci hanno veramente regalato delle belle emozioni e sicuramente continueranno a regalarcene. Sì, bei campionati, a parte il Catania che ha fatto un campionato a sé, in eccellenza ancora ci sono dei dubbi da sciogliere, sono stati avvincenti, ci saranno ancora belle partite, e quindi complimenti soprattutto a chi fa calcio con una progettualità, con una serietà, organizzazione, perché in queste categorie purtroppo ce n'è meno e noi allenatori, i calciatori sono quelli che soffrono e ne pagano spesso le conseguenze per scelte avventate o un po' così che non si capiscono. Ecco, il calcio, dico sempre, non è per tutti, non si inventa, e quindi bisogna avere anche lì organizzazione, progetti, serietà, e purtroppo in queste categorie ce n'è sempre meno. È vero. Hai parlato di progettualità, per chiudere un'altra ennesima battuta sull'AIEC, Associazione Italiana Allenatori di Calcio, sei il vicepresidente, una stagione importante quella dello scorso anno, ma anche questa, devo dire, ha regalato delle grandissime soddisfazioni a tutto il movimento dell'AIEC, ma in modo particolare anche del Comitato Provinciale di Catania, che ha dimostrato con i numeri di essere una grande realtà vera del calcio siciliano. Sì, quando tu stai a contatto con i tuoi colleghi, quando tu cerchi di aiutarli, quando tu cerchi pure quando ci sono delle critiche da fare, di discutere anche con i nostri colleghi, perché siamo tutti perfetti, per carità,
e quindi di scambiarsi le idee, le opinioni e poi organizzare tutti quegli eventi che abbiamo fatto in questi anni con Lucio Tosto in testa e tutti noi del consiglio direttivo. Ecco, i risultati poi vengono, siamo stati apprezzati, ma non solo dal record di associati, ma dalle persone che ci chiedono di continuare a fare queste cose, di continuare a rimanere nell'AIAC, perché poi a fine anno scadrà il nostro mandato, quindi non si sa se continueremo noi, ci saranno le nuove elezioni. Ecco, questo ti dà soddisfazioni, ti aiuta a fare sempre di più, avere sempre delle idee nuove per i nostri associati e non. Un in bocca al lupo e un buon lavoro per tutto quello che verrà nelle prossime situazioni riguardanti l'AIAC. Grazie Ettore, sempre a te per l'invito e un saluto ai telespettatori. Bene, abbiamo concluso dunque la puntata odierna della nostra trasmissione, ci rivedremo la settimana prossima, come al solito puntuali, alle ore 13 sul canale 15 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima settimana.